O Vergine Maria, e degna di ogni lode. Da te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Dio. Suor Maria Rosina Rasoa. Eccomi. Suor Maria Pierret. Eccomi. Figlie carissime, che cosa chiedete da Dio e alla sua Santa Chiesa? La misericordia del Signore e la grazia di servirlo più fedelmente nella famiglia del Sole di San Giovanni Battista. Rendiamo grazie a Dio. Figlie carissime, voi siete già consacrate a Dio mediante
Maria Rosin, ricevi il Sacro Velo come segno della tua consacrazione a Cristo Signore nel servizio della Chiesa. Amen. Ricevi la regola di questa famiglia, osservala fedelmente per giungere alla carità perfetta. Amen. Ricevi questo crocifisso e impara da oggi a conformarti a Gesù Cristo, ricordando sempre le sue parole: chi vuol seguirmi rinneghi se stesso, prenda la sua croce sopra di sé e mi segua. Amen. Sua Marie-Thérèse, ricevi il Sacro Velo come segno della tua consacrazione a Cristo Signore nel servizio della Chiesa. Amen. Ricevi la regola di questa famiglia, osservala fedelmente per giungere alla carità perfetta. Amen. Ricevi questo crocifisso e impara da oggi a conformarti a Gesù Cristo, ricordando sempre le sue parole: chi vuol seguirmi rinneghi se stesso, prenda la sua croce sopra di sé e mi segua. Amen. Alleluia.
Esprimiamo anche profonda riconoscenza alla congregazione delle suore di San Giovanni Battista per averci accolte a far parte di questa famiglia religiosa, alla Superiora Generale, Sor Rosaria Migliore, nelle cui mani abbiamo messo i voti, a Sor Maria Pina Borelli, e Superiore Provinciale e suo Consiglio. Un grazie particolare alla nostra maestra, Sor Matilda Villarino, sempre accanto a noi, che con amore materno ci ha sempre sostenute durante tutto il periodo della formazione. Un ringraziamento speciale a Padre Stefano, che ha presieduto la celebrazione eucaristica e ai concelebranti per la loro presenza orante. Un sentito grazie a Don Alex, che ci ha seguite nella settimana degli esercizi spirituali in preparazione a questo momento importante, al Padre Confessore e al Padre Direttore Spirituale, che non sono presenti qui. Grazie a Frate Agostino, che ha curato i canti della liturgia, e alle consorelle che hanno fatto parte del coro. Il nostro pensiero va anche a tutti i nostri parenti e amici che sono in Madagascar e sono uniti a noi in questo momento spiritualmente. Ringraziamo le nostre famiglie di origine che ci hanno dato la benedizione per poter seguire Gesù più da vicino con la consacrazione religiosa. Ringraziamo tutti voi qui presenti che condividete la nostra